A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento in diretta con l'informazione di Telefriuli. Sono arrivati questa mattina in regione i primi vaccini della Moderna destinati ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Le dosi sono state consegnate al Santa Maria della Misericordia di Udine. Oggi è previsto un incontro tra governo e regioni per rimodulare la campagna vaccinale dopo i ritardi annunciati nella produzione. I primi vaccini Moderna sono arrivati in Friuli Venezia Giulia. Alcune scatole dell'antidoto sono state consegnate questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il carico di 66.000 dosi del farmaco destinato all'Italia è arrivato stamattina all'aeroporto di Pratica di Mare. Da qui la partenza di un volo anche per Venezia, da dove poi i vaccini sono partiti alla volta del Friuli Venezia Giulia. Se a occuparsi della distribuzione per Pfizer, BioNTech e la DHL è invece Poste Italiane tramite il suo Corriere Espresso SDA a farsi carico della fornitura. Il mezzo è arrivato in via Chiusaforte a Udine, scortato dai carabinieri intorno alle 11:40. Da qui l'ingresso nel nosocomio, dove alcune scatole di antidoto sono state prese in carico dal personale sanitario. Proprio oggi governo e regioni si incontrano per discutere come rimodulare il piano vaccini in considerazione dei ritardi nella produzione, ma anche dall'approvazione da parte di AIFA del farmaco di AstraZeneca, che sarebbe più adatto per gli under 55. Il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha fatto sapere che si sta lavorando su uno schema che prevede 11.200.000 vaccini rispetto ai 28,6 inizialmente previsti, una riduzione di oltre il 60%. Intanto gran parte dell'Italia torna in zona gialla, compreso il Friuli Venezia Giulia, e oggi il 50% degli studenti delle scuole superiori torna in aula. L'altra metà seguirà le lezioni in didattica a distanza, questo naturalmente a rotazione. C'era molta attesa per questo banco di prova, con al centro in particolare il tema dei trasporti. E allora questa mattina siamo andati a Udine al terminal studenti per verificare la situazione. Ricordiamo che nel capoluogo friulano è stato istituito il doppio turno di ingresso e di uscita dalle scuole superiori. Molte delle corriere arrivate al terminal nord avevano pochi studenti a bordo, segno che molte famiglie si sono organizzate portando direttamente i propri figli a scuola per evitare l'utilizzo dei mezzi pubblici. Mi trovo al terminal studenti, qui stanno arrivando i ragazzi che cominciano scuola alle 10 del mattino e termineranno poi alle 15. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza del comune di Udine Alessandro Ciani, ma insieme a lui per controllare la situazione ci sono rappresentanti della polizia locale e della protezione civile per evitare proprio assembramenti. Intanto abbiamo visto alcune corriere dove ci sono più studenti, ma alcune addirittura con 1, 2, al massimo 5 studenti. Effettivamente i genitori si sono organizzati in altro modo. Sì, è ragionevole pensare che molti genitori, molte famiglie si siano organizzate in modo da evitare l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale e fare uno sforzo ovviamente molto importante, portare personalmente i loro figli a scuola. D'altra parte però bisogna dire che è veramente evidente il grande sforzo fatto dalla Regione nell'aumento dei mezzi. Ci sono moltissimi servizi aggiuntivi creati proprio ad hoc per consentire agli studenti che non riescono ad arrivare autonomamente a scuola di arrivarci comunque in sicurezza. Si vede che all'interno delle corriere, all'interno degli autobus i ragazzi rispettano le distanze e devo dire che la situazione è positiva anche qui. Vedo praticamente tutti che rispettano il distanziamento, che indossano la mascherina. Domani pomeriggio avremo una riunione in prefettura anche con i vertici delle forze dell'ordine per fare un po' il punto della situazione e verificare se ci sono delle modifiche da apportare al piano che abbiamo predisposto insieme. Però ecco, sono sinceramente soddisfatto non solo del lavoro che abbiamo fatto, ma anche della risposta che abbiamo dai ragazzi che evidentemente hanno compreso la delicatezza di questo momento.
Così è andato dunque l'arrivo al terminal studenti. Ci siamo poi spostati al liceo classico Stellini di Udine per verificare come sono andate le cose all'ingresso nell'istituto. Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico Luca Gervasutti. Primo giorno di scuola dopo tanto tempo negli istituti superiori della nostra città. Siamo con il dirigente del liceo classico Stellini di Udine, Luca Gervasutti. Come è andato il primo giorno di scuola? È andato bene? Ci sono stati assembramenti? So che vi state organizzando per evitare proprio che ci siano. Beh, direi per il primo giorno la prova è superata, aspettiamo magari il termine di tutte le attività per tirare le somme, però insomma sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose. È certo che il rischio più grande, che è quello di creare degli assembramenti fuori da scuola in attesa di entrare, in attesa dell'inizio delle lezioni, sussiste, ci siamo resi conto anche oggi e siamo intervenuti più volte raccomandando appunto ai ragazzi di mantenere le distanze all'aperto quando sono ancora in attesa di entrare a scuola. Sono uscite le collaboratrici scolastiche, qualche insegnante appunto ricordando ai ragazzi di mantenere le distanze perché questi sono i momenti, le situazioni di maggiore rischio, per cui insomma facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i ragazzi. Però voi vi siete organizzati per la preaccoglienza e la post-accoglienza. Sì, noi abbiamo chiesto ai genitori di segnalarci quelle che sono le criticità determinate dal piano dei trasporti e in molti casi abbiamo assecondato le richieste dei genitori, i quali appunto proponevano di organizzare un'attività di preaccoglienza e di post-accoglienza per gruppi limitati di ragazzi e questo noi abbiamo deciso di fare già a partire da oggi, quindi per quei ragazzi che arrivano a Udine con largo anticipo e quindi sarebbero costretti a aspettare qui fuori l'inizio delle lezioni o i ragazzi che all'uscita sarebbero costretti a aspettare troppo a lungo i mezzi di trasporto, hanno la possibilità di sostare qui all'interno del nostro liceo, di essere vigilati da un docente e quindi di attendere il momento più opportuno per poter uscire e recarsi direttamente a prendere le corriere. Una donna di 83 anni, Adriana Romanelli, è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Udine, in via Venzone. A dare l'allarme è stato il figlio che l'aveva sentita la sera prima e che questa mattina non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine. Per lei però non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il magistrato è stato informato, la salva è stata affidata ai parenti per i funerali. A stroncare la vita della donna sarebbe stato nel corso della notte un malore fatale. Sabato 6 febbraio il popolo delle partite IVA ha annunciato che tornerà in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal governo con le zone a colori. Alla manifestazione, programmata alle 14:30 in piazza Primo Maggio, parteciperanno commercianti, artigiani, esercenti, agricoltori, gestori di palestre e piscine. Lo fa sapere Cristina Pozzo, vicepresidente delle partite IVA del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo dare un segnale forte per far capire che abbiamo bisogno di riaprire le attività con orari normali e regole certe. Spiega, se non ce lo permetteranno, conclude Pozzo, finiremo in un baratro dal quale sarà difficile rialzarsi. Una dottoressa che stava andando al lavoro all'ospedale di San Daniele del Friuli è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale che si è verificato in Piazza del Popolo a San Odorico di Flaibano in un punto in curva. La donna del posto era al volante di una Mercedes classe A quando si è scontrata frontalmente con un camion con targa austriaca, un auto articolato per il trasporto di materiale edile. L'impatto è stato violento, è successo lungo la regionale 463 che è stata subito chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire il soccorso. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i vigili del fuoco di Codroipo e anche i volontari di protezione civile. La donna è sempre rimasta cosciente durante il trasporto in ospedale, è rimasta ferita in maniera seria ma non è in pericolo di vita. Incidente questa mattina tra una corriera e una vettura a Palazzolo dello Stella. Lo scontro si è verificato intorno alle 7:30 lungo via Nazionale per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri e della compagnia di Latisana. Ad avere la peggio il conducente della macchina, un uomo di 55 anni che nell'impatto ha riportato un trauma toracico. Una volta soccorso è stato trasportato all'ospedale di Latisana in ambulanza. Nessuna conseguenza di tipo sanitario invece per i passeggeri che viaggiavano a bordo della corriera di linea.
Un nuovo splendido fossile è stato scoperto nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Udine. Si tratta di un granchio di 20 milioni di anni fa, riemerso tra le pietre provenienti dai depositi di arenarie mioceniche prelevati tra Frisanco e Meduno. Alcuni interventi di pulizia effettuati su alcune rocce appartenenti alle collezioni del Museo Friulano di Storia Naturale hanno messo in evidenza esemplari di crostacei brachiuri, per l'appunto quelli che chiamiamo comunemente granchi. Rocce fossili, spiegano i referenti del museo, ci indicano come quella tra Frisanco e Meduno 20 milioni di anni fa fosse in realtà una zona di costa sabbiosa. Grazie all'aiuto di alcuni appassionati, questi reperti, ottimamente conservati, potranno ora essere studiati nel dettaglio dagli specialisti del museo del capoluogo friulano. E per chiudere lo sport, l'Udinese ritrova la vittoria dopo 9 turni a secco. Ieri ha battuto lo Spezia con un rigore di De Paul, che poi si è fatto espellere per una doppia ammonizione. Rosso anche per Saponara nel finale di gara. I bianconeri ora sono 13esimi in classifica con 21 punti. Sentiamo le parole di mister Gotti al termine della partita. È una vittoria che è arrivata con uno spirito, se si può dire di umiltà, che dà seguito alle prestazioni fatte con l'Atalanta, con l'Inter, e siamo venuti qui con lo stesso spirito, con la grande compattezza, con la voglia di concedere poco. E poi, andati in vantaggio, c'è stata questa doppia ammonizione che ha un po' complicato le cose, anche se la sofferenza è stata più percepita che reale. Insomma, poi alla fine i ragazzi, devo dire, sono stati molto bravi, molto ordinati, non hanno mai perso la testa e le misure. Ci sono state tante situazioni dove mi sembrava impossibile perdere il risultato, invece in qualche modo sono successe tante cose che non sono andate nella direzione giusta, anche molto diverse tra loro. Mi piace che con l'inizio di questo girone di ritorno siamo partiti con il piede giusto. E Llorente è entrato nello spogliatoio dalla porta principale con un atteggiamento molto bello. E alle 20 di questa sera si chiude la sessione invernale di calciomercato, trattative quindi frenetiche in queste ultime ore in cui l'Udinese sarà ancora protagonista, e non solo per la cessione di Mandragora al Torino. Il centrocampista napoletano sta svolgendo in questo momento le visite mediche di rito dopo che il suo agente ha definito i dettagli del trasferimento dalla Juventus in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 14 milioni più bonus. L'Udinese dovrà cercare in extremis un nuovo tassello per la mediana e soprattutto un nuovo rinforzo in attacco che copra il buco lasciato dalla partenza di Lasagna a Verona. Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci su un possibile scambio con il Brescia Nestorowski-Donnarumma, mentre è arrivato a Udine il talento del Manchester City, Brav, che ha già avuto la benedizione di mister Gotti. Da qui alle 20 si attendono altre novità, ma solo dopo il gong avremo la lista definitiva della rosa bianconera da qui a fine stagione. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, restate sintonizzati su Telefriuli, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.